Ci troviamo a Valle Vecchia, azienda sperimentale di Veneto Agricoltura, che al suo interno contiene anche la struttura di Intermizoo, peraltro una controllata dall'Agenzia per il settore primario, cioè Veneto Agricoltura. Devo dire veneta, questa è genetica veneta che è prima a livello mondiale, soprattutto in particolar modo con Miura, che è questo toro che oggi è la star a livello mondiale. Si consideri che questo centro di Intermizoo produce circa 1.200.000 dosi di seme che vanno in 55 paesi. E ovviamente oggi sono oggetto di allevamento, di studio, di approfondimento genetico 230 toni. Siamo arrivati a questo risultato con la dedizione. Ricordo che questo centro nasce nel 1974, l'attuale ovviamente non è quello originario. Da un po' di anni sono qui presso l'azienda di Valle Vecchia, stiamo sempre parlando di proprietà della regione e penso che la determinazione, la professionalità, la voglia di fare, l'avete visto anche la modalità di allevamento di questi tori ci porta ad essere oggi i primi a livello mondiale, considerate, lo dicevo prima il direttore, e addirittura tra i 55 paesi c'è il Giappone che ordina seme qui. Qua ci troviamo nella proprietà della regione Veneto e questo centro genetico, che è di fama mondiale e ha i primi tori a livello mondiale come qualità di genetica e qualità di sostenibilità ambientale, è di ogni singolo cittadino del Veneto. Quindi penso che il Presidente Zaia abbia voluto certificare questa attività pubblica. Qui a Bience abbiamo un'azienda che ha una qualità mondiale certificata, che produce utili e che ha avuto una politica sulla sostenibilità ambientale sulle vacche da latte che pochi altri hanno cominciato anni prima. Oggi qui con Intermizoo, col progetto Caseus e così via, si stanno già certificando un altro tipo di qualità del latte, una qualità del latte che non guarda la quantità ma guarda la capacità dello stesso di trasformarsi in formaggio e di farlo con allevamenti sostenibili e quindi non più con vacche solo ed esclusivamente mirate alla quantità di latte. Allora, in maniera sostenibile cosa vuol dire? Vuol dire animali più sani, più efficienti, che hanno meno necessità di interventi sanitari. Ricordo che in certe situazioni gli antibiotici o gli altri farmaci sono ridotti quasi a zero, anche negli allevamenti intensivi, e questo grazie al miglioramento genetico, al fatto di aver costruito degli animali più resistenti, ma nel caso specifico di Procaseus significa vacche che producono un latte che si trasforma meglio in formaggio, cioè a parità di litri di latte la resa casearia aumenta. I formaggi a livello internazionale sono noti, sono conosciuti, abbiamo molte DOP in Veneto, non sto qui a citare l'Asiago piuttosto che il Grana Padano o il Monte Veronese, il Provolone, insomma non vi faccio tutta la lista, insomma, c'è qualità perché dietro all'agricoltura c'è identità. Se non fosse un'agricoltura identitaria non avremmo 350 prodotti tipici, non saremmo ad esempio i primi a livello nazionale per produzione di vini. Noi abbiamo più di 55 denominazioni solo di vini in Veneto. Senta Presidente, Intermizoo ma anche CSQA, Bioagro, controllate dalla regione attraverso Veneto Agricoltura. Qual è la strategia? La strategia è quella di non aver mai rinunciato al fatto che il comparto agricolo sia strategico. La tentazione negli anni passati è sempre stata quella di pensare che l'agricoltura non avesse futuro. Diciamo che si faccia finta di non aver sentito questi discorsi, che l'agricoltura fosse qualcosa che sarebbe stata mutuata dall'industria. La verità è che l'agricoltura di qualità serve più spazio, quella non di qualità chiuderà. Sono eccellenze queste qui che la regione vuole valorizzare. E cosa sta valorizzando? Cerchiamo di capire che valorizziamo le filiere di qualità. Ormai il cittadino vuole la qualità sui banchi dei supermercati, noi vogliamo fornire formaggi, frutta, cereali di qualità e certificate. Per la certificazione abbiamo anche la società che è prima in Italia per certificazioni dell'agroalimentare, cioè la CSQA. Veneto Agricoltura a 360 gradi si occupa anche di altri fronti, anche quello dell'acquacoltura piuttosto che delle orticole o della viticoltura. A 360 gradi si continua a fare ricerca, ovviamente a favore del comparto, un comparto importante che fattura 6 miliardi di euro in Veneto
ed è un comparto assolutamente che ci pone ad essere la seconda agricoltura a livello nazionale. Sì, è non facile, considerate qui siamo in un'azienda di quasi 1.000.000 di ettari, no? Tutti la conoscono per la spiaggia della Brussa, per la zona incontaminata della Brussa, ma questo è il nostro centro tori. Quindi voglio dire, sembra l'uovo di Colombo, quindi avremo un seme che produce di più, nel senso un seme dei tori, che a loro volta realizzeranno la possibilità di avere delle vacche che producono più latte e di qualità. Sì, soprattutto ricordo che il focus non è più produrre di più, ma è produrre in maniera sostenibile. Con Procasius facciamo il salto, che è quello in cui la genetica produce animali che sono in grado di fare un latte migliore per l'industria di trasformazione e di conseguenza anche per il consumatore, perché stiamo parlando di un processo e di un tipo di genetica che darà un impatto importante anche sulle questioni ambientali e sulla riduzione degli sprechi e su tutta una migliore efficienza di tutta la filiera lattiero-casearia.